Autori di decine di furti tra Padova e provincia, la polizia fa irruzione in un covo di Pordenone, arresta 4 persone e recupera 200.000 euro di refurtiva. Ladri ancora scatenati nel territorio bassanese. Ieri sera hanno colpito a Tezze sul Brenta, sono entrati in un'abitazione mentre i proprietari erano in casa e cresce la preoccupazione dei cittadini. Tragedia della strada nel pomeriggio a Cadola di Ponte nelle Alpi, ciclista di Belluno investito e ucciso da un'auto lungo la 51 di Alemagna all'altezza dell'uscita dell'autostrada. I palloncini bianchi e rose, le parole della canzone di Rama per lo straziante addio a Mela, la piccola Ludovica Nessenzia, la bimba di 2 anni dimessa dall'ospedale di Feltre, è morta di meningite. Il giallo del corpo ritrovato in un fossato a Silea da alcuni residenti. La vittima è Gianluca Bessegato, 59 anni. L'ipotesi è che sia morto assiderato. Indagini dei carabinieri. Regionali, si apre il regolamento di conti in Fratelli d'Italia dopo che il partito della Premier è stato doppiato dalla Lega. Aring Donazzan mette in discussione il coordinatore regionale De Carlo. È mancata nelle scorse ore la nonna di Alberto Stefani. A lei il neogovernatore del Veneto aveva dedicato le prime parole dopo la sua vittoria elettorale. La crisi dell'ex Sitlan di Nanto, l'azienda produttrice di sedie, rischia la chiusura a seguito dell'improvvisa decisione della proprietà di delocalizzare i lavoratori in municipio, poi la protesta in strada. Individuare il tumore del polmone prima di avere sintomi è possibile a Padova con le sale operatorie ibride che permettono TAC, diagnosi e intervento chirurgico contemporaneamente. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la cronaca. È stata sgominata una banda di pericolosi predoni, agivano in tutto il nord-est. Il blitz della polizia in piena notte mentre i ladri stavano rientrando nel loro covo dopo aver messo a segno 3 furti e tentati altri 2. La banda di predoni albanesi da settimane stava razziando il Veneto e da un paio di giorni si era spostata in Friuli. La squadra mobile di Padova, che li aveva intercettati e individuati dopo una decina di colpi nel comune di Albegnasego, li ha arrestati mentre stavano rientrando nel loro ultimo covo, un appartamento affittato da un B&B di Fiume Veneto in provincia di Pordenone. I poliziotti padovani a metà novembre avevano notato un'auto di grossa cilindrata, un Audi A6 risultata intestata ad un ignaro prestanome, a girarsi sempre nelle zone dove erano stati registrati dei furti, nei comuni di Albignasego, Noventa Padovana e nel quartiere Guizza a Padova e a Salzano nel Veneziano. La vettura si muoveva utilizzando strade secondarie poco battute, si spostava sempre. Nelle zone prescelte i 4 predoni effettuavano sopralluoghi cercando abitazioni ideali da svaligiare con serramenti facili da forzare. In più occasioni la banda era entrata in un appartamento di mira utilizzato come base logistica, poi lo spostamento verso Pordenone. Qui i poliziotti, dopo aver accerchiato la casa, sono intervenuti scoprendo un'ingente refurtiva stipata nelle stanze dell'appartamento. Recuperata ingente refurtiva per circa 200.000 euro tra gioielli, pietre preziose, monini d'oro e anche denaro contante. Sequestrati anche tutto il necessario da flessibili con dischi, trapani, quindi anche per poter avere meglio aprire delle casseforti. Il blitz per evitare la fuga imminente all'estero dei 4. Uno degli albanesi aveva spostato il letto nella camera sotto la finestra, pronto per scappare in caso dell'arrivo delle forze dell'ordine. 2 componenti della banda risultavano latitanti con condanne per furti avvenuti in tutto il nord-est nel 2021. Un terzo uomo aveva precedenti per furto e porto abusivo d'armi, mentre uno di loro era incensurato. Stiamo svolgendo anche degli approfondimenti per quanto riguarda la posizione del pubblico esercizio recettivo, dove erano giunti in quanto non erano stati registrati, soltanto un incensurato, mentre gli altri 3 con un pretesto non erano stati ancora registrati. Sono stati tutti e 4 arrestati e ora si trovano nel carcere di Pordenone. Ladri ancora scatenati nel territorio bassanese, così a Tezze sul Brenta. Un'azione fulminea durata pochissimo mentre i proprietari erano in casa. Siamo in via Concordia a Tezze sul Brenta. Eros Bizzotto, il capofamiglia, era rientrato da poco e stava facendo la doccia. La moglie in cucina stava preparando la cena. Non si sono accorti di nulla. I malviventi sono penetrati in camera da letto e hanno fatto razzia di oggetti preziosi. La moglie era in cucina e io ero in lavanderia a farmi la doccia. Sono saliti da questo poggiolo. Hanno saltato questo, sono entrati nel mio
là avevo la persiana abbassata e anche la porta chiusa, avevo staccato l'allarme perché eravamo dentro, ma era proprio la prima volta. Hanno sforzato la sala cinesca, sono entrati in camera e là hanno agito in affare penso di un minuto o due e mi hanno portato via, svaligiato l'oro e gli orologi. Nessun rumore, sono entrati, hanno messo a soqquadro la stanza e poi via, fuggiti in un attimo con il bottino, spariti nel buio della sera. I carabinieri sono arrivati poco dopo, ma dei banditi nessuna traccia. Bizzotto ci racconta lo shock che ha vissuto quando ha scoperto il furto. Io le gambe che tremavano, sebbene che ho anche il porto d'armi e cose come, però non è neanche il coraggio di alzare una mano proprio. Io manco, poi non so gli altri, ma tanta paura, tanta paura. Sua moglie? Mia moglie era tutta agitata, proprio stanotte abbiamo passato in bianco, fortunatamente non ci hanno neanche fatto del male a noi, perché dobbiamo pensare anche a quello, perché adesso hanno sempre il coltello in tasca. La paura c'è e il trauma resta. Fortunatamente non ci hanno fatto del male, continua a ripetere Bizzotto, e per fortuna non li ho scoperti mentre erano ancora dentro in camera. Sono molto preoccupati anche i vicini di casa. Adesso io ho l'app del 112, Where Are You, che secondo me è molto valida, però insomma se ti prendono all'improvviso, anche perché fa paura che ti tendino. I carabinieri tutti ieri sera, loro non fanno niente, hanno le mani legate, la magistratura deve cambiare questa legge qua. Se deve punire la gente, oppure fare una videosorveglianza, mettere delle telecamere sulle vie qua, perché sennò non vivi più dentro qua. Tragedia a Cadola di Ponte nelle Alpi, siamo nel Bellunese, un ciclista di 65 anni residente a Belluno che stava procedendo lungo la careggiata principale della strada di Alemagna è stato investito da un automobilista all'altezza dell'uscita dell'autostrada 27, l'impatto è stato violentissimo, l'uomo è morto praticamente sul colpo, illeso il conducente della vettura, sul posto SUEM, vigili del fuoco, polizia stradale, la 51 di Alemagna è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi. Indagini sono in corso. Sempre nel Bellunese l'ultimo saluto a Mel, l'ultimo saluto alla piccola Ludovica, la bimba di 2 anni dimessa dall'ospedale di Feltre, è morta di meningite. Uno squarcio azzurro nel cielo sopra l'arcipretale di Melle si è fatto spazio fra le nubi plumbe che hanno ricoperto la Valbelluna. Se esiste un luogo oltre a quello terreno dove immaginare e giocare spensierata Ludovica Nessenzia, il segnale è arrivato, chiaro e diretto, ai cuori delle migliaia di persone che in silenzio hanno riservato l'abbraccio di amore e di vicinanza ai genitori Renzo e Martina e a tutti i familiari della piccola. A vederla, quella minuscola bara di legno chiaro, si stringe il cuore, eppure chi ha il compito di raccontare fatica a nascondere la commozione. Celebriamo il desiderio di vivere la vita che si scontra con il dolore, dice il parroco introducendo il rito funebre. Il Vangelo di Giovanni anticipa un'omelia di affetto. Io in questo momento sono venuto diverse volte in chiesa in questi giorni e ho provato a pensare come può stare anche lui. E me lo immagino anche lui con le lacrime agli occhi. E sono i Vangeli che ci permettono di dire questo. La morte, lo sappiamo, fa parte della vita e riguarda prima o poi tutte le famiglie, ma quando tocca gli affetti più cari non riesce mai ad apparire come qualcosa di naturale e soprattutto quando i genitori perdono i figli, perché sopravvivere ai figli è qualcosa di straziante che contraddice la natura stessa dei rapporti familiari. E con la perdita di un figlio è come se il tempo si fermasse. Rispettiamo il silenzio, è una frase costante durante la celebrazione ed è un silenzio interrotto dalle parole strazianti del papà di Ludovica. Grazie, nostra piccola Ludo, per tutto quello che ci hai regalato, le risate, gli insegnamenti e perché no, qualche rimprovero che poi finiva a risate. Quanti momenti bellissimi riaffiorano continuamente nelle nostre menti. Tutto parla di te. Aiutaci, Luca. Aiuta la tua mamma, il tuo papà, il tuo fratellino Edo, i tuoi nonni e i tuoi zii. Il feretro di Ludovica Nessenzia attraversa la piazza lungo un corridoio ornato di palloncini bianchi e rosa. Ovunque sarai la canzone di Irama scelta dai genitori per accompagnare la loro bimba, morta fra le loro braccia il 15 novembre a causa di una meningoencefalite non diagnosticata.
Ora i genitori hanno lanciato una raccolta fondi per realizzare un parco giochi. Si chiamerà Sorridendo per la Ludovita e ogni offerta sarà un contributo per costruirlo con il comune di Borgo Valbelluna, che assieme alla famiglia al più presto individuerà l'area. Per salutare Ludovica il cielo si riempie di palloncini, un ultimo gesto semplice e carico di affetto. Dal luogo in cui il tempo si è fermato, il ricordo di una vita troppo breve continua a volare, leggero, nelle mani di chi resta. Nel Vicentino, malore fatale per un 78enne all'uscita dal bar. Torre Belvicino cade all'uscita del bar dove si è intrattenuto con alcuni amici. Mentre percorre le scale all'uscita della Casa della Gioventù, accusa un malore, perde l'equilibrio e finisce per terra sbattendo la testa. Roberto Marcante, 78 anni, la sera del 24 novembre era apparso subito grave. Immediatamente era stato lanciato l'allarme. Sul posto gli agenti del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino per i rilievi e i medici e gli infermieri del SUEM 118 che avevano portato l'anziano all'ospedale San Bortolo. Le sue condizioni però sono peggiorate fino purtroppo a questa mattina, quando il 78enne è deceduto. Veniamo ai fatti di via Cendona Silea, il ritrovamento del corpo di un 59enne che sarebbe morto assiderato. Indagano i carabinieri. La giacca ritrovata appoggiata ad una ringhiera, in una tasca un biglietto della MOM, un pacchetto di sigarette, una confezione di Moment ed il portafoglio con i documenti. Nessun cellulare. In via Cendona Silea, dentro un fosso, morto per assideramento, Gianluca Bessegato, 59 anni, trevigiano, senza fissa dimora, ultima residenza a Spresiano. Il corpo parzialmente in acqua, semicoperto dalle foglie. Eseguito su disposizione del pubblico ministero a Ortica l'esame esterno della salma. Al momento il cadavere, quando è stato osservato dal medico, non presentava segni di violenza evidenti, se non compatibili chiaramente con quelli della sua posizione all'interno del fosso. Diciamo che dai primi elementi che abbiamo potrebbe essere morto per cause naturali, in particolare forse per il freddo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per problemi di tossicodipendenza, era stato visto dalla polizia locale la sera precedente mentre camminava nella zona dell'ex Chiareforti barcollando. Poi ha raggiunto la zona dove è stato ritrovato. Perché lungo una strada chiusa? Che cosa doveva fare? Alcuni residenti avevano sentito qualcuno parlare a voce alta. Alle 4:15 di notte ho sentito dei schiamazzi, di parlare forte così, e pensavo che fosse magari un incidente. Ho alzato la persiana e mi ho visto un tizio che girava su e giù e non stava stando in piedi, barcolava un po'. Ho pensato sarà un ubriaco. Poi sono tornata a letto e tornava, ha discusso un po', ho gridato così da solo perché non c'era nessuno, era soltanto lui. La giacca, ci dice un cittadino, era già lì da lunedì. Io mi ricordo che ho visto un giubbotto appeso nella serata di lunedì, io torno avanti e indietro col cane, e non vorrei sbagliarmi, però ho pensato, pensa che sia di qualche ragazzo che va a rugby qua, che magari l'ha perso, il primo signore che passa l'ha appeso, il giorno dopo lo trova. Una strada questa, ci dice, poco frequentata. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire gli ultimi momenti dell'uomo che sembra pernottasse in uno degli stabilimenti industriali dismessi della zona. Uno si è là e dopo che ne si qua da Messorea diverse telecamere. Voi avete diverse telecamere e i carabinieri quindi hanno acquisito le immagini? Sì. Nelle prossime ore il pubblico ministero deciderà se effettuare l'esame autoptico sul corpo del 59enne, morto per il freddo, forse caduto nel fossato per un malore. La politica, dopo il verdetto sulle regionali, si apre il regolamento di conti in Fratelli d'Italia, soprattutto dopo che il partito della Premier è stato doppiato dalla Lega. A ring è la stessa Elena Donazzana a mettere in discussione il coordinatore regionale Luca De Carlo, con parole molto dure per la Giunta. Sembra invece blindato l'accordo preelettorale. Il ruolo di De Carlo, che è il coordinatore di questa regione, è in bilico, definiamo. Cosa dice lei? Io credo che ci siano conseguenze per forza. Abbiamo
disatteso le aspettative. Secondo, il candidato è stato deciso a Roma, ma noi la domanda è: l'abbiamo presentata bene noi una candidatura per Fratelli d'Italia? A domanda precisa, risposta precisa, anzi chirurgica, con Elena Donazzan che di fatto sembra indirizzare al numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, un avviso di sfratto dopo che il partito meloniano è stato doppiato dalla Lega. Quella che si apre in diretta Ring è una crepa che, seppure a livello carsico, già c'era da tempo. Cioè eccessiva sicurezza, vorrei dire sicumera se non andiamo troppo sul dettaglio linguistico, ma supponenza, un po' di superficialità, così uso 3 parole con la lettera S, di una campagna elettorale un po' vissuta frettolosamente. È un j'accuse quello di Donazzan, più volte data come possibile candidata presidente, che apre nuovi scenari e interrogativi per il partito della Premier. Le stoccate sono fendenti, ovviamente politici. Noi come Fratelli d'Italia dobbiamo interrogarci se siamo noi all'altezza di Giorgia Meloni, non essere fedelissimi e basta. Si candida al ruolo di coordinatrice regionale lei? Non sono molto tagliata, se dovesse interrogare Claudio Borgia le dirà che io sarei un pochino troppo pragmatica e troppo secca. Un coordinatore regionale deve avere come prima funzione quello della condivisione, dell'armonia e della tanta attività di partecipazione di tutti. Armonia che evidentemente tra i fratelli si è rotta dopo l'apertura delle urne, con i nuovi rapporti di forza tra alleati che non dovrebbero mettere in discussione l'accordo preelettorale sulla giunta Stefani. 4 assessori a Lega, 5 a Fratelli d'Italia, così hanno assicurato già lunedì sia Alberto Stefani che Matteo Salvini. Il presidente Stefani ha detto quello che ha detto ed è una grande lezione secondo me per tutta la politica. Io sono poi un po', diciamo, nella segreteria Stefani sarei un po' un falco. Il riportare a quelli che sono appunto la lealtà di un patto fatto poco tempo fa nei numeri da parte del presidente Stefani mette in buon ordine anche chi magari ha altre idee, quindi saranno questi i numeri per Fratelli d'Italia in giunta. Ci sono poi le variabili territoriali, lo sa bene Dario Bond, Fratelli d'Italia, che a Belluno, unica provincia in Veneto, ha superato nelle preferenze Luca Zaia, dalle Dolomiti, destinazione Laguna, un promemoria, sempre via Ring. Io sono un soldato e quindi sto agli ordini del partito e mi metto in fila. Certo è che la provincia di Belluno ha diritto ad avere un assessore importante, poi se sarà montagna o sanità decideranno chi deve decidere. Ed è mancata nelle scorse ore la nonna di Alberto Stefani. A lei il neogovernatore del Veneto aveva dedicato le prime parole dopo la sua vittoria di lunedì. Quando si assume una responsabilità amministrativa, la vita privata viene sempre dopo la vita pubblica e così deve essere, ma mi sia permesso di dedicare questa vittoria a una persona a me molto cara che questa notte ha avuto delle gravi difficoltà, e dedico questa vittoria a tutti i nonni che hanno lasciato un segno importante nella vita dei propri nipoti. Le prime parole da neogovernatore del Veneto le aveva dedicate a nonna Paola, che proprio domenica sera era stata male mentre lui stava vivendo uno dei momenti più importanti della sua vita. Alberto Stefani aveva rivolto un pensiero a lei e a tutti i nonni che sono colonne portanti della vita dei nipoti. 2 giorni dopo la vittoria alle regionali, nonna Paola è mancata. L'annuncio attraverso i social proprio di Alberto Stefani con un messaggio pieno di amore e gratitudine. Voglio ringraziarti per avermi trasmesso tanto, per avermi cresciuto insegnandomi la bellezza della bontà d'animo, dell'umiltà, della semplicità, della concretezza, ha scritto il neopresidente della Regione Veneto, valori che pochi minuti dopo la vittoria aveva detto aver caratterizzato tutta la sua campagna elettorale. Per me sarà sempre così, perché gli insegnamenti e i valori che mi sono stati dati sono gli stessi valori che ho usato in questa campagna elettorale, ne sono assolutamente felice e soprattutto di poterli portare avanti. Il valore della gentilezza, del rispetto degli altri, dell'umiltà, della laboriosità e soprattutto la capacità di poter essere sempre al servizio delle persone. Nonna Paola come esempio da seguire anche nelle azioni, come la scelta di visitare una casa di riposo come prima uscita ufficiale da governatore. In queste ore, nel messaggio sui social, è il cuore di un nipote però che la ricorda.
Avrei voluto vivere almeno un'ora di questi giorni con te, farò fatica a capacitarmi di questo, ma so che mi accompagnerai in questo nuovo viaggio, così come hai voluto accompagnarmi con il tuo voto e il tuo sorriso poco prima di non vederci più. Grazie nonna, ti voglio bene, ha scritto Stefani. Dalla politica il cordoglio è arrivato al neopresidente, anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, da Luca Zaia e dal sottosegretario Andrea Ostellari. La cronaca sindacale ci porta a Nanto, nel Vicentino. Scesi in strada erano quasi tutti i 100 dipendenti della ex Sitland dello stabilimento di Nanto a protestare per la chiusura repentina della storica produzione di sedie per uffici avviata qui nel 1977. Una decisione presa dai vertici dell'azienda, acquisita da un anno dalla multinazionale We Do Spaces con sede a Pordenone. Non sarebbe stata avviata però una procedura di ridimensionamento a seguito di una contrazione né di utili né di mercato, ma la decisione di accentrare la produzione a Pordenone. Ai dipendenti sarebbe stato offerto di mantenere il posto di lavoro, ma di spostarsi quotidianamente a 150 km di distanza con un pulmino aziendale. A sostenere le ragioni di lavoratori e famiglie i sindaci dei comuni della Riviera Berica, che hanno accolto una delegazione in municipio. È stato un fulmine a ciel sereno, se ne sta parlando da un paio di settimane, non di più, e questa cosa sta spiazzando sia i dipendenti che noi come rappresentanti delle amministrazioni comunali, perché avrà un grosso impatto sociale. Il nostro territorio della Berica non è così florido dal punto di vista industriale, quindi voi capite che una realtà così che chiude è sicuramente una cosa che impatta molto su tutto quanto il tessuto produttivo. Noi siamo vicini, cercheremo di portare sicuramente anche la parte politica, che è quello che possiamo fare noi, in modo che ci sia cassa di risonanza, perché di solito le grandi multinazionali cercano che queste cose vadano via tranquille e lisce, senza tanto scalpore. È un momento importante, è un territorio particolare nostro, il lavoro è sempre stato l'inizio, il fulcro, i progetti e il futuro per tutti i nostri territori. Questo è un momento importante, le amministrazioni ci sono, è il momento della politica. La politica, forse anche più alta delle amministrazioni, deve scendere nel territorio. La pagina della sanità, perché da oggi a Padova è possibile individuare il tumore del polmone prima di avere sintomi, e questo con le sale operatorie cosiddette ibride che permettono TAC, diagnosi e intervento chirurgico contemporaneamente. Ma ci racconta tutto Federico Fusetti. L'azienda ospedaliera di Padova raggiunge un nuovo record sanitario veneto grazie alla sala ibrida presente solo a Padova per questo tipo di interventi, che nel 2025 saranno più di 1000. Per la prima volta i medici hanno individuato e trattato un nodulo polmonare, in pratica con un'unica seduta operatoria, individuazione, intervento e cura. La paziente, una donna di 75 anni, era entrata al pronto soccorso per un trauma cranico senza altri sintomi. Del modulo polmonare, infatti, la stragrande maggioranza delle persone si accorge per caso, facendo accertamenti per altri problemi. La diagnosi precoce, dunque, fa quasi sempre guarire. La tecnologia si sta evolvendo di giorno in giorno, per cui siamo in un momento di, diciamo così, di esplosione di nuove tecnologie. Sicuramente una di quelle più promettenti è la broncoscopia robotica, che insieme alla sala ibrida ci potrebbe permettere di avere rese diagnostiche ancora più alte. La tecnologia gioca un ruolo decisivo e nell'azienda ospedale di Padova le apparecchiature sono molto avanzate, accompagnate dalla squadra, dal team, ma tutto questo non basta. La multidisciplinarietà si può fare un pochino ovunque, però ci sono dei posti come questo nei quali, come avete visto, insomma, le professionalità sono veramente altissime, dagli anestesisti ai radiologi, chirurghi toracici, naturalmente gli endoscopisti, insomma io un pochino gioco in casa, per cui si tratta della multidisciplinarietà però ad un certo livello, insomma, ecco, secondo me il segreto del successo è quello lì. Dal primo caso, ora le operazioni di questo tipo sono state una ventina, tutte completate con successo per i pazienti. La percentuale di guarigione, infatti, è stata del 100%. Prima di salutarvi vi do un flash di agenzia, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Luca Zaia, quanto si legge in una stringata nota del Colle, quindi un incontro tra il Capo dello Stato e il Presidente uscente della Regione del Veneto. Ed è tutto per la nostra edizione regionale, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.